Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. La conta dei danni dopo il maxi incendio nell'area industriale di Termini Imerese nel Palermitano, distrutti 3 capannoni, case evacuate, in azione 17 squadre di vigili del fuoco e 2 Canadair. Weekend di fuoco in Sicilia tra roghi e traffico intenso sulle strade, ma pesa anche il costo del carburante. Si indaga a Modica nel Ragusano dopo il furto all'ospedale Maggiore, rubati farmaci destinati ai pazienti in terapia domiciliare per centinaia di migliaia di euro. L'ASP ha attivato una task force per garantire la continuità delle cure. Da gita scolastica a caso diplomatico non bastano le scuse, rimane la figuraccia e una sanzione dopo gli insulti e i gesti osceni di alcuni studenti siciliani sulla metropolitana di Bangkok. Il video diventa virale, costretta a intervenire pure l'ambasciata italiana. Prove di terzo polo nella politica siciliana dopo l'appello dell'ex governatore Raffaele Lombardo. Anche Cateno De Luca si dice pronto al dialogo. La Gibellina Custonaci, l'arte contemporanea sulle rive del mare, inaugurato il Museo d'arte in marmo del suggestivo Golfo di Corinino, spazio espositivo senza pareti. Nei luoghi del Gattopardo a Cimina, in provincia di Palermo, si è conclusa l'8ª edizione del Cinefestival con Maria Grazia Cucinotto dopo Barbara Boucher e Sergio Frisce. Calcio, il Catania da oggi a Norcia per la seconda fase del ritiro. Tra nuovi innesti, mercato e primi test stagionali, i rossazzurri preparano la sfida contro il Ravenna e il debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Vicenza. Come sentivate dai titoli, è stato quello appena trascorso un weekend di fuoco in Sicilia. A Termini Imerese, nel Palermitano, si fa la conta dei danni dopo il maxi incendio nell'area industriale. Altri roghi hanno interessato Torretta, dove è stato necessario evacuare temporaneamente alcune case, e Cerda, Salemi e Acireale nel Catanese. Ma è stato un weekend anche di forte traffico nelle strade, con un occhio al costo del carburante. Tonino De Mana. L'ultima domenica di luglio è stata contrassegnata dagli incendi e dal traffico, con la Sicilia che ha vissuto un'autentica giornata da incubo. Ben 17 squadre dei vigili del fuoco, affiancati da volontari di protezione civile con numerosi mezzi antincendio attivati dalla regione, sono state seriamente impegnate in un vasto rogo che si è sviluppato nell'area industriale di Termini Imerese. Le fiamme hanno distrutto 3 capannoni in contrada Piraino, una colonna di fumo nero, e le fiamme alte, alimentate dal forte vento, erano visibili anche da lontano. L'elicottero della Forestale, inviato sul posto, non ha potuto effettuare lanci d'acqua a causa del forte vento. La regione ha quindi richiesto l'intervento di 2 Canadair. Pesanti le ripercussioni sul traffico, in particolare sulla 19 Palermo-Catania in direzione del capoluogo etneo. Altri incendi hanno interessato il comune di Torretta, dove è stato necessario evacuare temporaneamente alcune case, e la statale 120 all'altezza di Cerda ed il Trapanese. In questo caso le maggiori criticità si sono registrate a Salemi e nella zona di Montagna Grande. Nel Catanese, per un incendio ad Acireale, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla Messina-Catania. Il fine settimana appena trascorso è stato particolarmente complicato sulle strade dell'isola. Il caro carburanti non ha fermato la voglia di spostamenti, specie verso le principali località balneari. File chilometriche, come al solito, al casello di San Gregorio per i mezzi in uscita da Catania il mattino e di rientro a Catania la sera, con A18, A19 e A20 prese d'assalto da migliaia di automobilisti. Sulla rete ANAS, che gestisce A19 tangenziali di Catania, confermate le previsioni della vigilia, con il traffico intenso da venerdì fino a domenica sera. Incrementi rispetto al weekend di metà luglio hanno interessato soprattutto le isole maggiori. Infine il meteo è un lunedì mattina con un po' di refrigerio e qualche piovasco, ma niente illusioni, visto che un'altra ondata di caldo sta per avvolgere la Sicilia. E diversi sono stati i controlli da parte delle forze dell'ordine in questo weekend. A Catania sono stati sanzionati più di 70 automobilisti per infrazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 70.000 euro. Tra le contestazioni rilevate la mancanza di revisione e di assicurazione dei veicoli. 7 soggetti sono stati sanzionati per guida senza patente perché mai conseguita. 6 parcheggiatori abusivi sono stati fermati e sanzionati tra le piazze Borsellino, Dusmet e del Tricolore. Uno dei fermati era già destinatario di foglio di via obbligatoria. E si indaga invece a Modica, nel Ragusano, per il furto all'ospedale Maggiore, dove alcuni malviventi hanno rubato farmaci salvavita per centinaia di migliaia di euro. Veronica Barbarino.
Un colpo studiato nei minimi dettagli. E questa è l'ipotesi degli investigatori dopo il maxi furto scoperto nella farmacia dell'ospedale Maggiore di Modica, dove ignoti hanno sottratto farmaci ad altissimo costo destinati ai pazienti in terapia domiciliare. All'apertura dei locali, il personale sanitario ha trovato gli ambienti completamente a soqquadro e ha immediatamente dato l'allarme. Secondo le prime indagini affidate ai carabinieri di Modica, i malviventi sarebbero entrati da un ingresso posteriore dell'ospedale, riuscendo a neutralizzare il sistema di allarme e dirigendosi esclusivamente verso i farmaci di maggior valore. Un particolare che fa pensare a una conoscenza approfondita della struttura. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza per restituire ogni elemento utile a identificare i responsabili. Tra le ipotesi, quelle di una banda specializzata nel traffico illecito di farmaci ospedalieri destinati al mercato clandestino. Ma la priorità è ora garantire le cure ai pazienti. È già partita infatti una rete di collaborazione tra le farmacie ospedaliere della provincia e altre aziende sanitarie per reperire rapidamente i medicinali mancanti. Il direttore generale dell'ASP di Ragusa intanto ha istituito una task force operativa per assicurare la continuità terapeutica, perché nessun paziente resti senza i farmaci indispensabili per le proprie cure. Arrivano le scuse, ma rimangono le immagini e la figuraccia di alcuni studenti siciliani protagonisti, in negativo si intende, durante una gita in Thailandia. In un video virale si vede che mentre sono a bordo della metropolitana a Bangkok urlano e infastidiscono i passeggeri, insultando anche con gesti osceni una donna che chiedeva di fare silenzio. L'imbarazzo e le scuse anche dell'ambasciata italiana. Giusy Lazzara. Insulti ripetibili e gesti osceni, solo maleducazione e una figuraccia, quella di un gruppo di studenti minorenni siciliani in gita scolastica estiva in Thailandia. Nel video, diventato virale sui social, si vede e si sente che i ragazzi sulla metropolitana di Bangkok, la linea BTS Skyline, urlano e ridono tra loro, facendo chiasso e infastidendo gli altri passeggeri presenti nel vagone. Una donna fa notare che il tono di voce è troppo alto e disturba e chiede di fare silenzio. Just tell them silent, okay? Seduta di fronte ai ragazzi, prova poi a instaurare una conversazione e chiede informazioni nel tentativo di capire il paese di provenienza. Le risposte sono irriverenti, c'è chi ride, chi la ignora e chi replica: siamo thailandesi, ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese. E per aggravare la situazione poi rivolgono anche gesti osceni e insulti pesanti contro la passeggera. Il filmato e la vicenda sono stati ripresi dai quotidiani locali e i profili dell'ambasciata italiana di Bangkok sommersi da migliaia di commenti di cittadini thailandesi che hanno chiesto l'apertura di un'indagine su quanto accaduto. Immediata la replica dell'ambasciata italiana, che esprime il proprio profondo rammarico per l'evento e condanna con fermezza il comportamento inappropriato del gruppo di studenti che non rappresenta il popolo italiano. Sui social rimbalza anche un altro video con gli studenti e un'accompagnatrice che rinnovano le scuse direttamente alla donna offesa. I'm sorry for all Thai people, for your family and for you especially. I'm sorry for you. I'm sorry to you, to all of your family. I'm sorry for you and for your parents. I'm really sorry for what happened and I ask to apologize. E cambiamo argomento: politica. Primi segnali di dialogo nel mondo centrista siciliano. Dopo l'appello dell'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, anche Cateno De Luca, il sindaco attuale di Taormina, si dice pronto al dialogo. Manlio Viola. Prove tecniche di terzo polo politico in Sicilia. L'appello al dialogo lanciato dall'ex presidente della regione Raffaele Lombardo e rivolto a centristi, cristiano-cattolici, autonomisti e meridionalisti non sembra essere caduto nel vuoto. Lombardo diceva 3 giorni fa ai suoi nel Ragusano di farsi promotori come MPA Grande Sud del dialogo, ma è evidente che punta a diventare riferimento in quel mondo centrista che dopo le vicende cuffariane non soltanto ha perso i suoi punti di riferimento politico. All'appello hanno risposto in 2 in soli 3 giorni. Da un lato Decio Terrana dell'UDC, e la sua è un'apertura logica, come lo stesso Lombardo percepisce. Dell'UDC sono stato segretario, ricorda l'ex presidente, ma erano altri tempi e altri uomini. La sorpresa viene dall'apertura di Cateno De Luca, che nel suo tradizionale stile si dice pronto a parlare, ma a patto che la base di tutto sia il rinnovamento della classe dirigente. Il confronto può avvenire solo con forze che abbiano le mani libere e piena autonomia dai diktat dei salotti romani.
mi dice. La risposta di Lombardo è criptica come nel suo tradizionale stile politico. De Luca è un bravo amministratore, manda a dire a Cateno. Il denominatore comune è il programma, affidato a una classe dirigente all'altezza dei problemi e delle prospettive e sempre fedele alla nostra terra, ribadisce l'ex presidente della regione, che poi però annuncia ci sono anche altri interessati al dialogo. I carabinieri della stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato nel Palermitano in flagranza un 25enne per spaccio di droga. I militari dell'Arma che si erano recati nell'abitazione dell'indagato per la notifica di un atto amministrativo hanno sentito l'odore intenso della marijuana e cercando hanno sequestrato 1 chilo di droga. Durante gli accertamenti un giovane poi si è presentato per saldare un debito per l'acquisto dello stupefacente e il 25enne è stato condotto in carcere. E ci spostiamo a Sciacca, che è scesa in piazza nell'Agrigentino per chiedere giustizia dopo la morte dei 4 cuccioli di cane lasciati per ore sotto il sole. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del 41enne ritenuto responsabile. Davide Sardo. Sciacca non dimentica i 4 cagnolini morti dopo essere stati lasciati per ore sotto il sole. Tanti cittadini, insieme ai loro cani al guinzaglio, hanno sfilato nel centro cittadino per chiedere giustizia e pene severe per i responsabili. In prima linea anche l'attivista Enrico Rizzi, presente nonostante gli insulti e le minacce ricevute negli ultimi giorni. Davanti a quelle scene così drammatiche la gente ovviamente è esasperata, perché purtroppo, come dicevo prima, le violenze sugli animali da nord a sud stanno negli ultimi anni avendo un'escalation impressionante, quindi la gente non è più disposta a tollerare comportamenti violenti verso gli animali. È ovvio che, lo dico da siciliano, prendersela con tutta una città è completamente sbagliato. Io l'ho detto all'inizio e lo ribadisco anche adesso, io ce l'ho esclusivamente con chi maltratta e uccide gli animali, chiedo una punizione nei loro riguardi, che siano abitanti di Sciacca, di Roma o di Milano. Al corteo ha partecipato anche il sindaco Fabio Termine, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nella tutela degli animali e la vicinanza alla comunità. Quando si amano gli animali bisogna anche saper amare le persone. Io penso che Sciacca sa amare sia le persone che gli animali, però questo non può consentire invece a chi ama soltanto gli animali di denigrare un'intera città per il gesto di un singolo individuo, perché se passa questo messaggio significa allora che tutti i siciliani sono mafiosi, che tutti i cittadini di Firenze sono il mostro di Firenze e così via discorrendo. Intanto l'inchiesta prosegue. La procura di Agrigento ha chiesto l'arresto del 41enne ritenuto responsabile della morte dei 4 cuccioli. L'ultima decisione spetterà ora alla giudice. 119 migranti sui 166 ospitati nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa sono stati imbarcati su un volo diretto verso Roma nell'hotspot di Contrada Imbriacola. Restano ora in tutto 47 ospiti. Adesso c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Simulazione di salvataggio in mare a Ragusa per la giornata mondiale della prevenzione degli annegamenti. Il presidio di sicurezza è attivo sul litorale ragusano su 2 postazioni strategiche. Veronica Barbarino. Nessuna emergenza reale, è solo una dimostrazione pratica di come funziona un intervento di salvataggio in mare. In occasione della giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti, residenti, bagnanti e turisti hanno potuto osservare da vicino la rapidità e le tecniche di intervento. Curiose le attrezzature in dotazione. Una tavola da surf scivola meglio in acqua e diventa anche un supporto per caricare a bordo il pericolante. I giubbottini sono di sicurezza che utilizza l'equipaggio dei mezzi nautici, perché abbiamo una moto d'acqua e 2 gommoni. Questi giubbottini dietro hanno un gancio, perché non si sa mai se il recupero viene fatto a miglia dalla costa. C'è anche l'imbraco per l'elicottero. Attrezzo fondamentale per l'azione di salvataggio è il rullo di recupero, che serve a portare in battigia il pericolante. Gli assistenti bagnanti hanno quindi simulato il soccorso e il recupero di un uomo in mare in stato di incoscienza, prima via terra, poi con una moto d'acqua. In modo tempestivo arriva recuperando la persona
e riportandole sulla battigia, e poi dopo aver controllato le sue funzioni vitali chiederà l'intervento dei sanitari del 118. Il presidio di sicurezza è attivo sul litorale ragusano su 2 postazioni strategiche, Marina di Ragusa e Punta Braccetto, con 12 assistenti bagnanti altamente qualificati pronti a intervenire. Da Gibellina a Custonaci, l'arte contemporanea sulle rive del mare. È stato inaugurato il Museo d'arte in marmo nel suggestivo golfo di Cornino. Chi arriva avrà l'occasione di vedere un luogo senza pareti, un luogo espositivo senza pareti. Laura Spanò. Custonaci come Gibellina, da oggi un filo lega le 2 città del Trapanese accomunate dalla convinzione che l'arte può essere motore di sviluppo e rigenerazione. Seguendo questo auspicio è stato inaugurato il MAC di Custonaci, il Museo d'arte contemporanea, con la caratteristica di accogliere opere in marmo. L'apertura del museo all'aperto, con viali che si affacciano sul golfo di Cornino, è inserita nel calendario delle iniziative territoriali del dossier Portami il futuro di Gibellina Capitale. Non a caso proprio a Custonaci è il marmo la materia prima delle opere esposte, spiega il sindaco Fabrizio Fonte. In questo luogo recuperato a verde, recuperato attraverso questi viali, recuperato con questo primo nucleo di opere d'arte contemporanea ma legate al marmo. Il museo, che prende lo stesso nome del MAC di Gibellina, è un luogo espositivo senza pareti, un laboratorio aperto in cui la creazione artistica diventa esperienza collettiva e il territorio stesso si fa opera. Nato nel 2025 con un primo nucleo permanente di opere realizzate da artisti italiani, il MAC di Custonaci si è ampliato con nuove installazioni, attivando collaborazioni con istituzioni artistiche, accademiche, coinvolgendo scuole e associazioni culturali in progetti di educazione all'arte e promuovendo Custonaci come destinazione culturale e artistica sostenibile. Tra le opere installate, La donna che sostiene il mondo di Gerry Bianco. L'opera pesa 10 tonnellate e mette in risalto la figura madre della terra, un atto d'amore verso il genere femminile. E adesso ci spostiamo nei luoghi del Gattopardo. A Ciminna, in provincia di Palermo, si è chiusa l'8ª edizione del Cinefestival con Maria Grazia Cucinotta dopo Barbara Boucher e Sergio Friscia. Giusy Lazzara. A Ciminna, in provincia di Palermo, dove venne girato il Gattopardo di Luchino Visconti, si rinnova anche quest'anno il connubio tra cinema e film, nel segno del capolavoro della filmografia italiana. Ad aprire l'8ª edizione l'attrice Barbara Boucher, premiata con il premio speciale Gattopardo. E immaginando un suo possibile ruolo nel film di allora, dice: grande principessa, con tutti i vestiti bellissimi, elegante, che Luchino proprio voleva sempre il massimo di abbigliamento, delle cose, perché lui ci teneva che tutto è vero, e senz'altro mi avrebbe fatto molto bella. Il pubblico, come ormai da tradizione, ha partecipato alla sfilata in abiti storici dell'associazione Belle Époque. E nel corso della settimana il cartellone ha proposto anche un momento di confronto dedicato al futuro dei piccoli borghi e al nomadismo digitale, con la proiezione del film Su tutto di te, alla presenza di Sergio Friscia, premiato con il premio speciale Gattopardo Cinefestival. La Sicilia ha 2 cose bellissime: crei personaggi e ti scrivi uno spettacolo come Una giornata al bar, ed è un set a cielo aperto dove ti giri c'è sempre qualcosa adatto al cinema, e quindi tutta questa sicilianità io ho sempre cercato di portare avanti in tutto quello che ho fatto. Nella serata finale un tributo a Maria Grazia Cucinotta con il premio Gattopardo 2026 e il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Adesso una pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di calcio. Parliamo di calcio. Da oggi pomeriggio il Catania sarà in Umbria per la seconda parte del ritiro. Nel frattempo si continua a lavorare per altri innesti in formazione. Varrà conferma alcune trattative, ma mi dice il mercato è lungo. Marco Carli. Norcia attende il Catania, seconda fase del ritiro per i rossazzurri, con qualche nuovo innesto già messo alla prova nell'ultima settimana e protagonista anche nella seduta aperta alla stampa. Rinaldi e De Falco in porta, Paglia in difesa, Miai a centrocampo, Liguori e Torre davanti. Il 1 agosto teste contro il Ravenna e poi tutta la concentrazione sul primo incontro ufficiale con il Vicenza in Coppa Italia. Mercato nel pieno, con una rosa che va rifinita ma che ha anche bisogno di essere sfoltita. In entrata i nomi di Demme e Coda accostati al
Catania. Diego non lo sto a presentare io, è un giocatore importante, è un giocatore che comunque ha costruito una carriera diversa da dove stiamo. Per me è da valutare, sono tanti profili da valutare, lui è uno che valutiamo in tranquillità. Massimo è un attaccante importante, stiamo parlando sempre di profili importantissimi, noi allo stato attuale nella rosa ne abbiamo 3, perché c'è Leonardi, c'è Caturan e c'è Rolfini, quindi sono 3 giocatori che noi reputiamo ottimi. Naturalmente poi andando avanti vediamo cosa c'è sul mercato e poi valutiamo chi resterà, chi andrà via. Fra i protagonisti della stagione ci sarà di sicuro il portiere Rinaldi, che si presenta così. Ho già parlato con un po' di gente di Catania e mi ha fatto capire che vivono per questo, quindi è una grande responsabilità, però la voglio vivere come una sfida, con la massima voglia di far bene, appunto come una sfida, sempre positivo e cercando di fare il meglio possibile. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.